Questo è Sardo Futurismo. Sardo Futurismo. Questo è Sardo Futurismo. Sardo Futurismo. Si è aperto un varco virtuale, accesso spazio-temporale, che ha permesso l'ingresso di una nave spaziale da un universo parallelo. Un viaggiatore interstellare ha riportato la luce lunare nel grande nuraghe. Allineamento degli astri, il ritorno dei mastri, costruzioni mastodontiche perfette negli incastri. Nuraghi, domus deiana, tombe dei giganti riprendono vita e sono riabitate dai visitanti spaziali. Guerrieri di bronzo, immortali, sacerdoti astrali con la cultura degli avi. La riscoperta della tradizione ancestrale attraverso lo studio della cultura originale locale ci ha dato accesso a nuova conoscenza. I sardi del futuro adesso hanno nuova potenza. La scienza aliena da una dimensione parallela ha reso più veritiera la nostra origine vera e s'avvera. La profezia della dinastia Shardana, il popolo dei mari che nessuno sfidava e che dava filo da torcere a romani ed egiziani. Adesso sono tornati e sono i sardi del domani. Tiriamo sulle mani in segno di devozione per la nave nuragica che è giunta con la missione di portare consapevolezza a questa nazione e guidare il popolo sardo verso la sua redenzione. Questo è Sardo Futurismo. Sono tornati nuragici attratti dal magnetismo. Sardo Futurismo. Questo è il ritorno al futuro e il vero indipendentismo. Sardo Futurismo. Sono tornati nuragici attratti dal magnetismo. Sardo Futurismo. Questo è il ritorno al futuro e il vero indipendentismo. Io sono sardo futurista perché conosco il mio passato. Non sono un turista, questa cultura m'ha forgiato. Rappresento i popoli di qua che hanno lottato, eppure tutti quelli che ci hanno colonizzato, che pure dopo tanto odio non ci hanno cambiato. Li abbiamo inglobati, gli abbiamo dato il tanto. Romani e bizantini la lingua hanno influenzato. I fenici e da noi che a navigare hanno imparato. Gli egizi, i nostri mercenari hanno ingaggiato. Indizi su geroglifici e documentato. I vizi dei latini abbiamo ereditato, come la birra e il vino col nostro uso smodato. Mentre la matematica e la scienza l'han portata i nostri amici arabi, esatto, il moro bendato. Gli stessi che anni dopo gli iberi ci han scacciato, lasciandoci nella bandiera lo scudo crociato. Italici, pisani e piemontesi infine è andato l'ultimo colpo basso che ci ha italianizzato. Il fascismo ci ha umiliato, la limba screditato, ha deriso, punito, ma lo abbiamo superato. Adesso noi non siamo più i sardi del passato, ma i sardi del futuro, e questo è il nostro stato. Infatti un sardo puro non esiste, questo è il fatto, ma siamo tutti uno e uniti siamo tanto. Questo è Sardo Futurismo. Sono tornati nuragici attratti dal magnetismo. Sardo Futurismo. Questo è il ritorno al futuro e il vero indipendentismo. Sardo Futurismo. Sono tornati nuragici attratti dal magnetismo. Sardo Futurismo. Questo è il ritorno al futuro e il vero indipendentismo.